C'è già un bel po' di folla a Caseus Veneti, 21ª edizione a Piazzola sul Brenta, 500 formaggi e il Festival delle DOP con 34 consorzi e produzioni locali, molta carne al fuoco perché c'è veramente un po' tutto il mondo del formaggio, principalmente quello del Veneto, ma ci sono anche Caseus Italia e Caseus Mundi che danno una panoramica di quello che accade anche a livello nazionale e internazionale. Un mondo in piena salute che ci hanno detto per ora fortunatamente non sta risentendo del problema dei dazi americani, ma che invece guarda al futuro con innovazioni continue e la sostenibilità e la qualità che accompagnano le produzioni, da quelle più importanti come può essere il grana padano o l'asiago a quelle di nicchia nelle malghe. Oltre alle DOP, al Festival delle DOP, abbiamo anche il tartufo, abbiamo anche gli artigiani col gelato che partecipano a questa edizione. Quindi abbiamo sempre più tensiostrutture che si occupano di degustazioni guidate, di show cooking, di presentazione dei nostri prodotti al consumatore direttamente, quindi è proprio una festa, è la festa del Veneto lattiero caseario, perché vediamo quante sono le eccellenze e come sempre più il Veneto creda nella qualità, nella sicurezza alimentare. I giovani sono il futuro della nostra realtà economica e quindi non solo i giovani imprenditori agricoli, ma anche tutti quei giovani che sono collegati al mondo dell'agricoltura e al mondo dell'alimentazione. Non credo sia un piccolo dazio, piccolo o grande che sia, un dazio che va a inficiare su quelle che possono essere le persone che vengono, i consumatori d'oltreoceano che vogliono consumare italiano. Quello che consuma italiano cerca la qualità, quindi sa che la deve pagare.